A Terni per Ternana Bari Antonello Brughini. Dopo quasi 2 anni il calcio italiano saluta il ritorno in panchina di Luigi De Canio, che tenterà, operazione complicatissima, di salvare la Ternana. Ultima in classifica, -8 dalla zona che vale la permanenza in Serie B, e per De Canio c'è subito un duro ostacolo. Il Bari, costruito per la promozione, reduce da 2 vittorie consecutive di prestigio contro Frosinone e Cremonese. Pugliesi quarti in graduatoria. Subito le formazioni, partiamo dalla Ternana, il 4-5-1 disegnato proprio da De Canio. In porta c'è Plizzari, in difesa Vitiello, Rigione, Valiant e Favalli. 5 uomini in mezzo al campo che sono Defendi, Angiulli, Paolucci, Tremolada e Statella. L'unico attaccante è Adriano Montalto, 14 gol in campionato. Così invece il Bari di Fabio Grosso, 4-3-3. Micai tra i pali, Sabelli, Marrone, Ghiomber ed Elia in difesa, Teio, Bascia e Henderson in mezzo al campo. Il tridente offensivo è formato da Anderson, Kozak e Galano. L'arbitro della partita Livio Marinelli della sezione di Tivoli, per lui 26esimo gettone in Serie B. A Terni il cielo è coperto, 13 gradi la temperatura. Corsini. E noi andiamo a Terni, dove si gioca da 2 minuti, è 0-0 fra Ternana e Bari. La Ternana in maglia strisce verticali rosso-verdi, e la maglia tradizionale è praticamente al completo. Nel Bari invece in maglia bianca, anche in questo caso casacca tradizionale. Gli assenti sono Floro Flores, Oikonomus, Salzano, Cassani e Morleu. Insomma, qualche problema per Fabio Grosso. Alla Liberati, tra l'altro, il Bari ha vinto solo 2 volte in 19 partite, più di 4.000 spettatori sugli spalti e sono almeno 400 i tifosi organizzati arrivati da Bari. Adesso la formazione pugliese attacca, c'è la conclusione dalla distanza e c'è il vantaggio del Bari con Henderson. Dunque si sblocca subito questa partita, una rassoiata praticamente da 20 metri del numero 14 del Bari. Al terzo minuto dunque la nuova situazione, Ternana 0, Bari 1, il gol di Henderson. Andiamo subito a Pescara. Bari subito velenosissimo con la conclusione dello scozzese Henderson, ex Celtic, che ha sorpreso Alessandro Plizzari, il 17enne portiere della Ternana Scuola Milan. Si è fatto sorprendere dalla conclusione appunto da 20 metri, rassoterra, che ha trovato appunto lo spiraglio giusto. È comunque un Bari motivatissimo che ha sfiorato anche il raddoppio con Cristian Galano. Ancora Bari, la verticalizzazione stavolta di Sabelli, non si capiscono Sabelli e Anderson, il pallone termina direttamente tra i piedi stavolta di Alessandro Plizzari. Ternana in grandissima difficoltà. Siamo arrivati al 10° minuto allo stadio Libero Liberati, Ternana 0, Bari 1, andiamo a Pescara. Situazione invariata. Attenzione Corsini, sì. C'è il pareggio della Ternana all'11° minuto con Marino Defendi, l'ex che non esulta ma cambia il parziale allo stadio Liberati. Ternana 1, Bari 1, la rete di Defendi. A te la linea. Siamo al 16° minuto e siamo in parità 1-1 fra Ternana e Bari. Dunque al gol di Henderson al terzo minuto ha risposto Marino Defendi. All'11° c'è stato un cross dalla tre quarti sinistra di Paolucci, millimetrico, lo stacco di testa nel mucchio di Defendi e la palla in rete a mezza altezza con Micai praticamente impietrito. Adesso la reazione del Bari con Teio che appoggia corto a Bascia, il cervello, il metronomo praticamente della formazione pugliese, il capitano che chiama in causa ancora Delia, ancora Teio, lo stretto però non si chiude stavolta la triangolazione per il prontissimo intervento dell'esperto Vitiello. La Ternana insomma si è svegliata e ha trovato il gol del pareggio. Adesso siamo al 16° minuto allo stadio Liberati, Ternana 1, Bari 1, Pescara. 7 minuti alla Liberati, Ternana 1, Bari 1. Al terzo minuto Bari pericolosamente in avanti. Anderson ha divorato praticamente il vantaggio mandando a lato da facilissima posizione, sembrava fatta almeno dalla nostra postazione, ma la conclusione ravvicinata del numero 13 in maglia bianca del Bari è terminata sul fondo. Ancora Bari comunque in attacco, stavolta parte dal settore di destra la manovra della squadra allenata da Grosso. Ghiomber chiama in causa Marrone, siamo già dall'altra parte con Delia, siamo sul settore di sinistra, la verticalizzazione di Delia per Henderson, lato corto dell'area di rigore, prontissimo il cross di Henderson, il colpo di testa dello stesso Anderson, il giocatore dal doppio passaporto olandese e giamaicano, pallone che termina però debolmente tra le braccia del portiere Plizzari. Comunque è un Bari che sembra decisamente più determinato. Siamo al 9° minuto, Ternana 1, Bari 1, Pescara. Andiamo a Terni.
dove Tremolada con un bel sinistro a giro è andato vicinissimo al vantaggio, pericolo e soprattutto brividi per Alessandro Micai, il portiere del Bari. Siamo esattamente al quarto d'ora, nel corso del secondo tempo siamo ancora in parità. Ternana 1, Bari 1, le reti nel primo tempo, prima di Henderson per il Bari, poi di Defendi per quanto riguarda la Ternana. La squadra di casa allenata da oggi da Luigi De Canio sta prendendo coraggio con il passare dei minuti. Attenzione però al Bari, Kozak anticipato molto bene stavolta da Rigione, non riesce a colpire il pallone con la testa l'attaccante centrale del Bari ancora in possesso di palla. Dicevamo comunque di una Ternana che sta crescendo e sta cercando insomma di affondare i colpi. C'è Varoni da qualche minuto a centrocampo al posto di Anciulli, primo cambio anche nel Bari con l'ingresso di Riccardo Improta. Ancora Bari in possesso di palla, 16° minuto, Ternana 1, Bari 1, Pescara. Terni, dove c'è il nuovo vantaggio del Bari esattamente al 18° minuto. Dovrebbe essere stato Marrone l'autore del gol in mischia, comunque cambia il parziale allo stadio Libero Liberati. Ternana 1, Bari 2 e confermiamo la rete di Marrone. Andiamo a Pescara. 23 minuti alla Liberati, dunque c'è il nuovo vantaggio della formazione ospite. Ternana 1, Bari 2, la rete di Luca Marrone al 18° della ripresa. C'è stato un angolo battuto molto bene da Henderson, sul palo più lontano il colpo di testa vincente del difensore centrale del Bari, Luca Marrone. Niente da fare anche stavolta per Alessandro Plizzari, che non è riuscito ad intervenire. Cittadella 1, Empoli, neocapolista solitaria della Serie B 1. Studio. Andiamo a Terni. D'accordo, c'è anche il finale infatti della Liberati. Bari batte Ternana 2-1, per la Ternana è la quarta sconfitta consecutiva, la prima per la panchina di Gigi De Canio, per il Bari invece la terza vittoria consecutiva, importantissima. Fanno festa i 400 tifosi pugliesi arrivati fin qui. Bari batte Ternana 2-1, Corsini.